vorremmo raccontare la storia di questo straordinario personaggio attraverso le sue opere. Fronte bassa, capelli radi, occhio e naso d'aquila, labbra carnose, coperte da folti baffi, gozzo pronunciato, orecchie larghe a sventola. Nacque in Svizzera, nel cantone di Thurgau, il 18 dicembre 1899. Studente ritardato ed irrequietro, s'allontanava dai genitori adottivi, quelli naturali mai li conobbe, per trovar pace tra gli animali. La Svizzera resterà nella sua memoria come la terra promessa. Scriveva con difficoltà, non riusciva a contare oltre il 20, ma leggeva avidamente libri d'avventura in paesi esotici che mai vide, ma immaginò. Arrivato a Gualtieri, in Emilia, senza arte, mestieri e denari, dormiva ove lo ospitavano per carità, nei fienili, infilato nella paglia, e da lì osservava gli animali, il lavoro dei campi, e quando poteva aiutava, magari a seminare. La sua costituzione era fragile, alto 1,65 m, pesava 65 kg. Non gli avrebbe consentito di guidare un traino di cavalli. Nel quadro lo vediamo com'era, terrorizzato come un animale che teme l'ingiuria imprevedibile, non quella della natura, bensì dell'uomo. L'opera è di un realismo primitivo. La parola naif, coniata da Apollinaire, ci pare un'offesa per Antonio. I cavalli sono del Pisanello, i papaveri e il frumento hanno i colori di Van Gogh e la prospettiva è nei colori freddi delle nubi, nel contrasto tra il giallo degli alberi a sinistra e del campo a destra. Seguiva come un segugio i cani nella caccia, carpendone il movimento leggero, ma di notte immaginava cruenti assalti, scontri potenti tra i re della foresta, ove l'uomo è niente. Osserviamo questa tela. Il tema si ripete. Il leopardo balza sulla iena, la gazzella scatta, la grande felce si piega, un uccello guizza dal suo nido, ma oltre, nell'orizzonte, i colori acquietano chi guarda. Soffermiamoci sulla tecnica di pittura. Pennellate ampie per stendere il colore, poi, ove vuole, un minuzioso lavoro con il pennello sottile sulla pelle del leopardo, il protagonista. Vedete quel livido sulla fronte e sul lato del naso? Sono l'effetto dei colpi di sasso che si procurava per avere il naso a becco, come le aquile che dominano i cieli più alti e possono guardare il sole. La sessualità era un'ossessione. Brutto, povero, si appiattiva lungo le risaie o le rive del Po per veder le femmine alzar la gonna o lavarsi, per masturbarsi e poi per punirsi colpirsi la testa con la pietra, non metaforicamente come San Girolamo penitente, e certamente invidiava la forza del gallo e la ricchezza del suo pollaio. Persino il tacchino alla sua tacchinella. Mai vide una corrida, né le opere di Guttuso, eppure un cupo realismo le evoca. La sfida tra galli ci trattiene. Autodidatta come tanti, in quest'opera s'eleva ad inimitabile maestro. Impressionista nel movimento, osservate
la corona piumata sollevata verso il becco della bestia di sinistra, o la leggiadra e soffice danza della gallina di destra. Lo sfarzo dei colori, il disegno minuto da mosaicista. L'Arcadia rattrista, uomini e bestie, perché non esiste. Per lui la vita fu una lotta contro la derisione, lo scherno, la repulsione ed il disgusto che suscitava in fuga continua da un sé che detestava e trovava pace solo dipingendo senza modello. Esaltato, cantava, danzava, per finire stremato, preda dell'aquila che voleva essere lui, che ignorava l'astuzia della volpe. Entrava ed usciva dal manicomio di San Lazzaro a Reggio Emilia. Lo vediamo ammanettato, ma era innocuo per gli altri. Gli infermieri lo chiamavano il pittore, senza derisione. A star con i matti si impara a distinguere. Noi invece, guardando questi fiori in vaso, ci confondiamo e pensiamo a Matisse. Viveva, dicevamo, l'attimo nel suo viaggio mortale. Si trovò ad aver quattrini attorno agli anni 60. Era famoso e le sue opere ricercate da galleristi, ma era indifferente al denaro e per un bacio mai dato avrebbe dato tutto. Nell'inverno del 64 fu colpito da un ictus ed il 27 maggio 65 morì a Guastalla. Quel che vediamo è il suo ultimo ritratto. Si avverte la difficoltà della mano, l'approssimazione del congiungimento tra testa e collo. Il volto pare una maschera, il maglione copre il gozzo, attorno a lui i prati alpini che gli auguriamo d'aver raggiunto, guidato dal suo angelo.